I giovani siciliani meritano qualcosa di meglio che migrazione, precariato e lavoro nero. Chiedono di poter avere un primo maggio che sia davvero la festa del lavoro dignitoso, stabile, qualificato e diciamolo pure ben pagato. E questo l'appello lanciato dal sindacato UIL in vista di domani, festa dei lavoratori. I disoccupati in Sicilia sono ufficialmente 250.000, ma secondo l'ultimo rapporto Svimez quelli ufficiosi toccano quota 600.000. Ciò significa che solo 1 su 4 dei siciliani in età da lavoro ha un'occupazione. La situazione nell'isola è drammatica e quest'anno per la festa del lavoro ci sarà sicuramente poco da festeggiare. Per il 1° maggio diciamo basta alle politiche che distruggono posti di lavoro e lanciamo anche un appello a tutti coloro che vogliono cambiare e far fronte comune per valorizzare le risorse di questa regione su un vero progetto di sviluppo. Lo afferma il segretario generale UIL Claudio Barone, che commenta gli ultimi dati INPS. La cassa integrazione in Sicilia è schizzata dal 2010 al 2011 da 22 a 26 milioni di ore e quest'anno continua a crescere con già 9 milioni e mezzo solo nel primo trimestre. Le aziende in sofferenza infatti sono sempre di più. In queste condizioni la ricetta del ministro Fornero avrebbe effetti devastanti secondo il sindacalista. Tagliando risorse agli ammortizzatori sociali, i lavoratori infatti anziché andare in cassa integrazione saranno licenziati e le aziende già in sofferenza saranno obbligate a ridimensionarsi oppure a chiudere. L'offerta di occupazione quindi diminuirà sempre più e aumenterà invece l'esercito dei disperati. Altre sono le scelte per far ripartire la crescita, sempre secondo Barone. Il governo nazionale si era impegnato, dichiara il sindacalizia, a usare le risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale per diminuire le tasse ai lavoratori e a consentire così la ripresa dei consumi. Ma ci hanno ripensato e l'economia è ancora ferma. La UIL su questo tema sceglierà iniziative di lotta sempre più dure, perché è convinta che con questa pressione fiscale non vi sia possibilità di ripresa economica. E il leader della UIL continua. Nel frattempo però i soldi della comunità europea non vengono spesi. Il settore edile è uno dei principali polmoni occupazionali della nostra isola e è ormai al collasso. All'inizio di quest'anno i bandi di gara degli appalti pubblici sono calati infatti dell'80% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Con questi numeri non si va da nessuna parte. Le scorciatoie dell'assistenzialismo non sono più possibili. Bisogna, conclude Barone, far ripristinare lo sviluppo e creare nuovi posti di lavoro.